questa ennesima sfida, di cui dopo vi parlerà il dottor Crespi, climatica, è l'ennesima sfida per noi. Chi fa il verde urbano sa che siamo continuamente coinvolti nelle varie sfide quotidiane. Questa si aggiunge, per cui è bene prepararci a questa aggiunta negativa. Lo scopo di oggi è capire un attimino quello che possiamo fare a prescindere dal cambiamento climatico, cioè quello che non va bene, e in cuor nostro lo sappiamo che non abbiamo sempre lavorato bene, che ci mancano tantissime cose, che si può migliorare tantissimo, e tantissimo vuol dire collaborare con gli altri, perché non deve ci facciamo belli tra noi, cioè tra agronomi forestali, periti agrari e agrotecnici, parliamo la stessa lingua, usciamo da un convegno, siamo tutti contenti, no? Ma non va bene, perché la progettazione manca gli architetti e in subordine geometri e ingegneri, e bisogna parlare con questa gente, perché altrimenti ci confezionano un prodotto e noi arriviamo normalmente per ultimi e ci troviamo davanti a qualcosa che non va bene, ma non perché questi ordini hanno persone cattive, semplicemente non sono a conoscenza, e questa è colpa nostra, dei parametri principali sui quali impostare un lavoro. Poi vi farò anche un esempio, giusto per rompere un po' la monotonia, un esempio pratico di una piazza che ho realizzato 2 anni fa, che ripropone sempre gli stessi temi, cioè ti chiamano, riempimi la piazza, riempimi le cordonate, riempimi i marciapiedi, ci troviamo di fronte a degli obrobri purtroppo, ma non per cattiveria, è così, per cui, ripeto, colpa nostra, perché bisogna iniziare a dialogare bene con gli altri ordini e con gli altri collegi, altrimenti non saremo in grado di affrontare l'ennesima sfida. E ripeto, è l'ennesima sfida, perché le sfide quotidiane, chi fa il mio, ha fatto e continua a fare il mio lavoro, lo sa, ci sono comunque. Ok, andiamo avanti. Allora, questo esempio qua, allora, questa qua è casa mia ha nemmeno 20 anni, vivo in Opolus, volgarmente detto pallone di maggio, perché fiorisce normalmente a maggio, bene. Questa fioritura qua è il 13 aprile quest'anno. Io ho calcolato in maniera spanometrica che mediamente la fioritura si è anticipata di un giorno ogni anno negli ultimi 20 anni. È una cosa così, non è scientifica, però questo vi dà l'idea che qualcosa sta cambiando, ma noi l'avevamo capito 40 anni fa, cioè gli addetti al verde pubblico l'avevamo capito perché si vedeva che ogni anno lo sfalcio si anticipava. Una volta il primo sfalcio si faceva fine marzo, primi di aprile, adesso mi sa che metà febbraio, forse in qualche posto, bisogna cominciare a fare il primo sfalcio. L'avevamo visto negli anni 80, nella fioritura, nelle foglie, cioè le piante che perdevano le foglie a ottobre, a dicembre avevano ancora le foglie attaccate, perché ottobre e novembre erano andati via con temperature minime, inesistenti, faceva caldo e lo sappiamo benissimo. Adesso, negli ultimi 20 anni, ottobre è come settembre, abbiamo giornate, ma soprattutto le minime sono cambiate, oltre alle massime chiaramente, ma le minime, cioè, per cui le piante lavorano, si stressano fino a novembre. Ok, allora questo qua non si chiamerà più, secondo me, pallone di maggio, ma si dovrà chiamare scherzo d'aprile, giusto per dirne uno. Allora, quello che mi preoccupa, perché io anche la recente conferenza di Padova, da cui è stato tratto, poi anzi ampliata la conferenza di oggi, ho sentito dire da un politico, contro i cambiamenti climatici piantiamo 20.000 piante in più. Scusa, le altre 50.000 che hai già sulle costole, che fine fanno? Già le tieni male. Io penso che gli addetti ai lavori, quando uno gli dice che dobbiamo piantare altri 20.000, diventino matti, ci diano i capelli, perché già non ce la fanno a mantenere decorosamente i 50.000. Per questa cosa qua è fuffa, è populismo. Voglio dire che sarebbe preferibile meno annunci di questo tipo e annunci del tipo sistemiamo quelli che abbiamo.
manteniamoli in maniera decorosa, ma questo non fa parte diciamo, dei politici. Allora, perché? Perché, come spiego qua, cioè, che razza di alberi abbiamo in città? Io poi particolarmente mi rivolgo al posto peggiore, cioè le strade, perché magari in città un angolino verde è più o meno decente come condizioni di spazio, di pedologia, di aria, di luce. Le strade sono un macello e abbiamo piante che ormai sono obsolete, sui quali si continua a spendere soldi, no? Poi ovviamente abbiamo errori che ci portiamo avanti da 50, 70, 100 anni, perché non è detto, anche qua volevo spezzare un dogma, cioè i più vecchi sapevano lavorare, non è vero niente. Io ho lavorato e continuo a lavorare, e ormai sono quasi 50 anni di lavoro, sugli errori fatti da chi mi ha preceduto, o sugli errori fatti da chi aveva progettato bene magari una strada e poi il mondo è cambiato attorno, senza che lui potesse fare niente. Un esempio emblematico per chi conosce Mestre è Viale Garibaldi. Nato bene, finito male. Sono 400 zombie, più o meno. Allora, non sono alberi. Poi andiamo avanti, per cui questo, l'insieme non mi fa presagire delle belle cose. Io l'ho sempre detto, non vorrei arrivare al punto dove la mancanza di programmazione, dove la mancanza di dialogo, dove la mancanza di una politica seria, o meglio di una tecnica seria sugli alberi in città possa far cambiare un po' la situazione. Non vorrei arrivare a un certo punto all'anno zero dove ho una malattia, o il tifone camomillo o altre cose mi spazzano via 3/4 delle piante, almeno sulle strade. Facciamo un salto. Come si sceglievano le piante nel passato? Allora, soprattutto quelli che uscivano scienze forestali, perché gli agronomi queste cose secondo me non le studiavano, nemmeno i periti agrari, nemmeno gli agrotecnici, forse i biologi, o i laureati in scienze naturali, anche se loro hanno un'altra classificazione, no? Soprattutto i naturalisti. Vabbè, comunque questo in uso in scienze forestali, almeno negli anni 80, adesso non so cosa studino, perché è cambiato tutto. Avevamo delle zone cosiddette fitoclimatiche dove una serie di piante sapevamo che vivevano bene, per cui uno senza sapere leggere e scrivere diceva: che zona siamo? Qua, bene, posso adoperare queste piante, queste piante, queste piante. A loro volta il nome deriva da una pianta rappresentativa, per cui castanetto, vabbè, castagno, il faggetto, il faggio e così via. È un riferimento. Io quando ho approcciato il comune negli anni 80, per le scelte delle piante mi basavo anche su questo, per non sapere leggere e scrivere, no? Per cui il faggio, se possibile, lo evitavo, non lo piantavo, anche se era presente, che io mi ricordo a Porto Marghera c'erano dei faggi. Immaginate voi che fine hanno fatto. Ecco, questo qua sono 5 zone, qua sono già divisi in 6 perché ma non ho trovato una cartina migliore. Perché ogni zona, poi ogni fascia fitoclimatica si divide in sottozone e in vari tipi. Ad esempio qua lo vedete nel Castanetum, che sarebbe più o meno la zona nostra, cioè tutta la pianura padana, anche se voi capite benissimo che da Torino a Venezia non abbiamo lo stesso clima, per cui è una indicazione grossolana che però è vecchia di più di 100 anni. Attenzione, ho detto vecchia. Se noi pensiamo ai cambiamenti climatici e i parametri che sono in gioco, che stanno cambiando, sono questi parametri qui, temperature e piovosità, e quindi stanno cambiando drasticamente, per cui capite benissimo che tutta sta roba qua è vecchia. Attualmente si usa, avevo visto proprio sui cataloghi di grandi vivai, e mettono accanto la pianta adatta alla zona
che si riferisce alle zone climatiche americane. E c'è da dire, io sapete benissimo che io non è che proprio, anche perché ultimamente ne hanno combinati di tutti i colori, per cui io non sono un grande stimatore degli Stati Uniti d'America, però devo dire la verità, loro, aspettate un attimo, c'è, contrariamente ai nostri fasci, c'è il discorso dell'aggiornamento. Dal 2012 hanno aggiornato, adesso l'ultimo aggiornamento 2023. Anche loro hanno diviso, sono molto pragmatici americani, sono basati solo sulla temperatura, hanno 3 zone più fredde, ne hanno altre temperate, poi le più calde. C'è una trasposizione delle zone americane sulla penisola italiana che, se vi ricordate l'immagine precedente, assomiglia un po' alla vecchia divisione, con l'unico vantaggio però che queste sono aggiornate. E queste le trovate, ripeto, se consultate i cataloghi di ditte grosse vivaistiche trovate questo riferimento. All'interno però del clima c'è il discorso della città. Città è un inferno, città è una cosa artificiale, non c'è nulla di simile all'ambiente naturale da cui provengono le specie che poi noi adoperiamo. Le specie che noi adoperiamo, quelle che fanno dei popolamenti arborei, ci hanno messo migliaia di anni per instaurarsi e hanno modellato il territorio a loro immagine e somiglianza, cioè loro là apportano tutta una serie di, diciamo, parametri, cioè modificano con la loro presenza tutta una serie di parametri importanti, per cui è una convivenza perfetta, però ci hanno messo migliaia d'anni. Le nostre città, come le intendiamo, se vogliamo partire dalla riforma urbanistica di Parigi, come si chiama, il barone Haussmann, mi sembra nell'Ottocento, che là si cita come gli abitati presenti mi correggano se sbaglio, hanno fatto veramente, sbudellato Parigi, hanno fatto i grandi viali attuali, hanno fatto tutta una razionalizzazione della disposizione delle piante, anche per fini strategici, e hanno fatto un impianto moderno, per cui diciamo hanno 200, 300, 400 anni in città, follie in confronto alle migliaia d'anni che ci hanno voluto le piante per vivere e creare un ambiente adatto a loro. Qua vabbè, avete due esempi, questa vabbè, Frassino angustifoglia, questo qua, e questa sono sempre piante a caldo, qua è la jacaranda mimosifoglia, splendida pianta almeno per la fioritura, piante proibite da noi fino a 20 anni fa, adesso io in qualche posticino qua protetto, io la proverei questa. Tra l'altro ho visto, almeno sui testi, che il problema di questa pianta, a parte gli spagnoli che la tengono male, vabbè, non sono bellissime come piante, ma c'è un problema di elevata temperatura, non soffre tanto, vabbè, non deve andare sotto lo zero chiaramente d'inverno, ma soffre oltre i 38-40 gradi, temperature che ormai in Spagna, ma anche da noi. Per cui però si potrebbe provare e vale sempre la pena. Magari si sbaglia, però sbagliando, dicono, si impara. Ok, ambiente urbano, io lo definisco sempre un inferno, non c'è niente di peggio, non c'è un qualcosa che vada bene. Dallo spazio a disposizione dell'albero, e ricordo, noi abbiamo il solito parametro, e purtroppo si usa quello, e ve lo dirò, dei metri quadri a disposizione, ma c'è un problema di spazio totale a 360 gradi, per cui quello che emerge della pianta ha bisogno di spazio, la chioma ha bisogno di spazio, non è solo un discorso radicale, è un discorso completo, ma poi insisterò poi sul discorso dello spazio. Io sono abbastanza drastico su queste cose qua, cioè, anche perché dopo 50 anni mi sono fatto un'esperienza che questi poveracci, gli alberi, vanno bene 10 anni, vanno bene 20 anni, vanno bene 30 anni, ma poi inizia il declino.
Non dovete guardare sui libri, vi dicono il platano 250 anni, il tiglio 150, sì, forse in condizioni ottimali, ma la vita in città è drasticamente diminuita. I francesi già 30 anni fa, che i francesi, io mi inchino, sono antipaticissimi, non li sopporto, però sono bravi, sono quelli che studiano di più in Europa su queste cose qui. Hanno scuole di architettura della chioma, brutta parola, della struttura della chioma, hanno scuole sugli apparati radicali, sono bravi, investono, noi dormiamo a livello universitario, queste cose, dormiamo. Loro già 20 anni, 30 anni fa dicevano 50 anni l'albero, ciao, in città, basta, calcolo economico, non serve a nulla, è solo un problema. I suoli urbani non ci sono semplicemente, abbiamo di tutto al di fuori di un suolo. Io mi ricordo l'esame sugli humus a Scienze Forestali, che era un esame bellissimo, importantissimo, ma puoi farci quello che abbiamo studiato, puoi farci entrare il planino di carta e buttarlo via, perché qua quando vai in città non solo c'è l'humus, ma non c'è il terreno, c'è di tutto. Perché? Perché chi ha progettato prima te lo consegna con una schifezza. Ben che vada, c'è il drenaggio fatto dai calcinacci, ben che vada. Il resto, ma poi ne parleremo sul terreno. Ok, allora io faccio sempre questa cosa qua. In sintesi, gli alberi in città si possono comparare a degli animali in gabbia, malnutriti, senza acqua, con gabbie piccole, sporche, piene di inquinanti, con un pubblico molesto che infierisce su di loro con crudeltà e perseveranza. Detto, questo pubblico è quello che poi si lega all'albero per impedire e abbattere un albero pericoloso. Sono le stesse persone. Allora, il mio dogma, se posso dirlo, anche se non credo molto ai dogmi, però il mio dogma è questo: il miglioramento delle condizioni di vita degli alberi in ambiente urbano deve essere priorità assoluta e condizione essenziale per affrontare le sfide climatiche, altrimenti secondo me siamo in condizioni di fare nulla. Ok, sottosuolo, questo è il sottosuolo, è così, io sono un buon conoscitore, come tanti altri miei colleghi, del sottosuolo di Mestre, di Marghera, e ne ho viste di tutti i colori. È così, sottosuolo è così, non c'è pace per le radici, non esiste. Oggi sono coperte, domani le apri, perché uno si inventa la fibra ottica, si inventa il cavo rotto, perché è stato creato tutto così. Come si svegliava il tecnico la mattina. I tedeschi fanno un unico condotto e fanno convivere l'energia elettrica col gas. Da noi no, pericolosissimo, non si fa, tubazioni lontane. Poi mi è già successo che per scopi economici, al posto di rovinare l'asfalto, si rovinava le aiuole, perché tagliare il terreno è più economico che tagliare l'asfalto. Poi magari regali qualche pianta al geometrino di un paese, di un comune piccolo, e lui dice grazie della pianta, non ho soldi per comprare, ok, e intanto inseriscono i sottoservizi all'interno delle aiuole. Poi magari tra 30-40 anni solvono i problemi. Viale Garibaldi, Docet, posso raccontare tutti i colori su Viale Garibaldi. Ok, andiamo un po' più in alto, oltre all'apparato radicale. Questa è la realtà, alla fine quello che viene sacrificato è l'apparato radicale. Ecco, questo qua siamo 2023, nel Padovano, cantiere PNNR. Quando gli ho segnalato alla direzione lavori questi problemi, mi hanno dato ben servito. Ho lavorato per 25 anni per il comune, adesso non mi voglio più vedere. Vabbè, qua invece siamo su una ridente località, aspettate un attimo, una ridente località del Veneziano, sul mare. Diamo la colpa al solito operaio, che di origini magari extracomunitarie non ha capito bene gli ordini del geometra o del direttore lavori. Cosa tenete a fare un albero del genere?
Questa è una normalità. Qua siamo nel Trevigiano, no, qua siamo sempre nel Padovano. Allora vedete, danni da palo tutore, che tra l'altro è l'albero che tiene sui pali. Ovviamente con l'uso del mio coltellino da platani, questo pezzo qua del tutore orizzontale, dopo un po' ho tagliato i cavi, qua la gomma è finito sul marciapiede. Anche questo ha contribuito a rompere i rapporti con quei funzionari. Vabbè, qua invece siamo nel Trevigiano, terra patrimonio dell'UNESCO, patrimonio dell'umanità. La terra, non chi ci abita, perché progettare ex novo una aiuola di 30 cm, dove perfino le rose sono strette, e ci metti anche gli alberi, tra l'altro di fronte a questo albero qua, l'albero della Signora Maria, qua l'olivo della Signora Maria, cioè ragazzi, io non so sta gente dove viva. Anche qua siamo sempre a Trevigiano, è possibile che nel 2026 assicuriamo al tutore un giovane albero in questo modo? Dove siamo? Ma dove siamo? No? Anche qua, anni 60 Verona. Allora, la specie non era proprio sbagliata, il Cercis, è sbagliato ovviamente il sito. Se guardate bene vedete che la natura ha già fatto la sua selezione, uno sì, uno no, è cresciuto, sia per sesto impianto sia perché i soggetti più forti si affermano. Ovviamente qua avevo già segnato nel mio censimento con una valutazione molto rapida della pianta, avevo già segnato con la mia immancabile bomboletta gialla gli esemplari senza futuro. Qua invece siamo a Padova, all'Ikea, primi anni 80, la specie è corretta, pianta da caldo, da sole, frassino meridionale, non è corretto il sito. Sì, si dirà tutta la pavimentazione drenante, ma drenante di che? Del paraflu e delle perdite di olio lubrificante delle macchine, quello drena. Tra l'altro con le macchine vicine, con l'aumento dimensionale delle auto negli ultimi 20 anni, cioè, non è un problema di danni al colletto, questo è un problema di pianta che viene spezzata a metà appena qualcuno sbaglia manovra. Qua purtroppo invece siamo casa mia, anche qui probabilmente il materiale attorno alla pianta è drenante, però vedete insomma, poverino, tra l'altro non ho sbagliato specie perché non so se si riesca a vedere, Carpino, pianta sciafila, adora l'ombra, non è una pianta da pieno sole, infatti ripeto, non so se si riesce a vedere, la chioma è già ustionata. Piante senza futuro. Andiamo su. Qua siamo in Comune di Venezia, anche se sono dei tratti che non sono di competenza del Comune di Venezia. Ok? Questi sono di competenza di un ente sovracomunale, mi fermo qui. Questo è un esempio per comodità, ma se girate almeno fino a Vicenza ho visto cose simili, sempre fatte da questo ente. Tra l'altro qua, no, aspettate un attimo. Tra l'altro qua, Venezia sullo sfondo, qua c'è il Ponte della Libertà e questa strada qui di ritorno da Venezia, c'è un passaggio, penso non dico milioni, ma centinaia di migliaia di turisti all'anno. Ora, io ho provato a entrare nella testa di questi turisti, cioè, turista tedesco, francese, belga, inglese, queste cose qua non le vede a casa sua. E allora, siccome il Veneto è famoso per essere la principale regione produttrice di vino, siccome il Veneto è famoso per produrre il vino più venduto e più famoso al mondo, secondo me nella mente di queste persone può scattare un ragionamento del tipo: ma vuoi vedere che questa atmosfera così pregna di effluvi alcolici ha prodotto una degenerazione intellettuale degli addetti ai lavori, dall'operaio fino al dirigente? Perché stupri del genere come si possono spiegare?
diamo colpa ai cambiamenti climatici, sta roba qua, ma magari liberasse il pianeta dell'unica specie aliena esistente. La potatura, ragazzi, la potatura che si fa in giro, e l'ho subita anch'io, l'80% è fuffa, e non serve niente, è solo per calmare un po' la cittadinanza che si lamenta sempre. La potatura che serve, che è essenziale, la potatura è questa potatura qua, la potatura di allevamento. Quando arrivano aborti del genere dal vivaio, o tentate una correzione nei primi 5 anni, altrimenti questo, se si ingrandisce tra 20 anni, darà problemi di stabilità, perché abbiamo punti di debolezza della struttura, è una struttura completamente anomala che non si ritrova in natura. Viceversa, dopo parliamo del vivaio, alberi che non belli si possono comunque manipolare, e con 1 o 2 interventi entro i primi 5 anni si possono correggere le imperfezioni e dare una pseudostruttura decente che ci garantirà il futuro. Qua abbiamo, non si vede bene, il discorso di dissesti di impianto. Allora io dopo lo ripeterò nella seconda parte. Sostituire un albero abbattuto subito con un albero nuovo, stesso posto, è una cosa assurda, sbagliata tecnicamente, che non porta da nessuna parte, sia per il discorso del sesto di impianto, sia per la presenza delle piante adulte. Il bosco insegna, se in ambiente forestale, se non c'è una chiaria causata, cioè uno spazio aperto causato dalla caduta del gigante, e i suoi figliocci non riescono a partire, non c'è rinnovamento, perché rimangono sempre bloccati sotto. Cade la mamma, i figli, uno dei figli, perché 1 su 1000 poi si afferma e diventerà grande come la mamma o come il padre, ma altrimenti non se ne va fuori. Le piante sono storte, filate, e alla fine diventano pericolose, ma alla fine non subito. Davide, scusa, 5 minuti poi Sì. andiamo. Ok, 5 minuti. Su queste cose qua, interessante un articolo su Acer dell'altro anno, sulle distanze di impianto, se qualcuno vuole consultare qualcosa. Ok, anche qua una serie di errori di piantagione, non si piantano. La zona del colletto, essendo molto delicata, deve essere libera. Questa cosa qua ormai non serve più, questo deve essere libero. Poi questo tubo qua per la somministrazione di acqua, io ho detto un mucchio di volte, è sbagliato, anche perché qua ci passa l'impianto di irrigazione per le altre piante. Piantagione, livello della piantagione, si continua ancora a piantare le piante troppo profondamente, questo è male. Dopo la capitozzatura, la cosa peggiore che si può fare una pianta è piantarla col colletto sotto livello piano campagna. Il colletto deve stare su, altrimenti abbiamo dei fenomeni di marcescenza, di moria degli apparati radicali che determinano poi degli stress incredibili per la pianta, fino anche a farla cadere. Questa in sezione vedete come deve essere piantata un albero. Qua vedete, questo qua per esempio è un acero. Allora, questo acero è il residuo dell'acero, linea rossa dove era piantato, linea blu dove doveva essere piantato, perché la pianta era più profonda di 10-15 cm, morale a favola, sono marcite tutte le radici e l'albero è caduto, per fortuna che era piccolo. Ok, anche qua vedete la pianta va sempre sopra il livello. Andiamo avanti. Un discorso qua, alcune specie non riescono a livello di litidoma a fare una superedificazione nei primi anni, per cui sono esposti alle ustioni da caldo nel versante sud-ovest. Per evitare questo, se riuscite a vederlo, si mette l'aiuta, telo di juta avvolto, costa 2,5 €, una pianta costa mediamente 100, 120, 150, 2,5 € in più per arrotolare 2 metri e questo salva da ustioni la pianta, altrimenti questo è il risultato. Io tutte foto di tigli, questi sono anime perse, soldi buttati via, soldi buttati via, soldi buttati via, perché se queste piante che hanno 18 anni
riescono a raggiungere altri 20 anni, andate a fare la valutazione di stabilità con queste piante qua. Questa toglierla subito. E abbiamo perso 18 anni. Questo è un albero simbolo di Mestre, ce n'erano due. Io mi ricordo il cantiere che da piccolino andavo a vederlo, immaginate il buco di questo centro Queen, una volta si chiamava centro Queen, il buco che hanno fatto, me lo ricordo, è grande come quello che emerge. Ma a parte questo avevano messo due alberi, due tigli all'esterno, uno è morto nei primi anni 70, questo è sopravvissuto nonostante poi l'ultima umiliazione e i piloni del tram. Sarebbe opportuno, visto che questo secondo me è un simbolo proprio della resistenza della natura che alla fine cerca di vincere, sarebbe il caso di rivalutare questa pianta, magari con un lavoro insieme comune e direzione dell'ex Queen, per cercare di almeno migliorare il sito qua attorno. Ecco, questa è la perla ultima, io poi ho finito come prima parte. Questo è, siamo nel Padovano, una bellissima azienda avicola, sì, comunque Pollame, un'azienda straordinaria. Hanno rifatto la facciata, il genio di turno ha pensato bene di mettere due piante d'olivo, quasi fossero due bonsai, un metro e mezzo uno dall'altro. Ricordo che l'olivo più o meno fa 10-15 metri di chioma. A destra vedete un altro olivo, questa volta messo in questa specie di acquaio qua, di metallo, messo qua, probabilmente si è anche rotto durante il trasporto, per cui l'hanno legato qua